ho l'onore di coordinare un gruppo importante medico, infermieristico, rappresentato al 90% dal personale femminile, dove elementi come l'empowerment, la possibilità di valorizzare chi siamo e come possiamo aiutare il mondo dei pazienti che drammaticamente sono stati coinvolti da questa situazione pandemica, abbiamo avuto delle armi differenti e, se vogliamo, più efficaci.